Bentrovati ai nostri telespettatori. Oggi un appuntamento particolare. Oggi parliamo di storia, oggi parliamo del nuovo Calendesercito 2025. Sono con noi due ospiti d'eccezione, il generale di divisione Ugo Cillo, ben trovato, vice comandante del Comando Forze Operative Nord che ha sede a Padova. Abbiamo poi con noi il professor Federico Moro, ben trovato. Grazie. Professore, storico, membro dell'Ateneo Veneto, nonché della Società Italiana di Storia Militare. Allora, il Calendesercito chiude una trilogia, è stato un triennio che è partito nel 2023 e nel 2023 c'è stato l'80ennio dell'armistizio e si chiude nel 2025 con gli 80 anni della liberazione. Infatti è appunto l'Italia liberata il tema del Calendesercito 2025. Allora, prima di affrontare i temi con i nostri ospiti, chiedo alla regia il nostro primo contributo. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte. Al generale Eisenhower. In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Arma Italia assume tutti i poteri civili e militari. Generale Cillo, qual è il tema centrale di questo calendario 2025 dell'Esercito Italiano? Il tema centrale di questo calendario, come ha già ben anticipato, è la guerra di liberazione, il contributo del rinato, ricostituito Esercito Italiano alla guerra di liberazione. Come sappiamo, questo calendario conclude la trilogia di altri due calendari similari che prendono le mosse dall'8 settembre del 1943, la data dell'armistizio, periodo in cui l'Italia esce particolarmente provata dalla sconfitta della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante questo l'esercito viene, seppur in maniera embrionale, ricostituito attraverso il primo raggruppamento motorizzato e da lì l'esercito riprende, questa volta in una posizione di cobelligeranza con gli alleati, la lotta, la guerra contro quello che era diventato il nemico, cioè l'esercito tedesco. Quindi è questo il tema centrale del calendario 2025, il contributo dell'esercito alla guerra di liberazione. Ma sappiamo anche che l'esercito non si limitò solo alla guerra di liberazione, perché partecipò anche alla resistenza, senza ricordare poi tutti coloro che furono internati, gli IMI, internati militari italiani, che con la loro non adesione all'esercito della Repubblica Sociale contribuirono attivamente anche loro alla resistenza. Però abbiamo visto come attraverso questo strumento del calendario storico che molti amano appendersi a casa, in ufficio, perché è oggettivamente anche un bell'oggetto, l'esercito voglia comunicare. Qual è, secondo lei, il messaggio, il comunicato che lancia l'esercito a chi possiede, a chi possederà questo calendario? Il calendario ha uno scopo divulgativo, vista anche la tipologia di opera editoriale, e vuole spingere il lettore a approfondire determinati argomenti, determinati episodi del secondo conflitto mondiale. Quindi il messaggio principale
e che, ancorché spesso sia stata data una lettura negativa di tutto ciò che è avvenuto dopo l'8 settembre, tuttavia così non è stato, e c'è stato anche chi, come l'esercito, nonostante fosse duramente provato dalle vicende belliche, si sia ricostituito forte dei valori che lo avevano sempre guidato e schieratosi da fianco degli alleati abbia combattuto per liberare l'Italia. Quindi questo è il messaggio che vuole mandare questo calendario, rileggere secondo quest'ottica i fatti che hanno seguito l'8 settembre del 1943. Quindi la storia del nostro Paese, un significato profondo nelle immagini. Ecco, però allora, pensando proprio alle immagini che troviamo dentro del calendario, secondo lei qual è un'immagine significativa, un episodio che le piace ricordare, che troveremo nel calendario 2025? Ci sono due immagini che voglio ricordare, immagini di due persone che hanno sempre mantenuto, nonostante il periodo veramente difficile, veramente duro, la schiena dritta e che hanno sempre fatto il loro dovere. Il primo, e lo ritroviamo nel mese di marzo, è il generale Utili. Il generale Utili fu il secondo comandante del primo raggruppamento motorizzato. Per dare un riferimento storico, il primo raggruppamento motorizzato fu la prima unità dell'esercito che tornò in linea dopo l'8 settembre e fu impiegato in combattimento già a partire dall'8 dicembre del 1943, nella battaglia di Mignano Montelungo. Il generale Utili è una figura importante perché lui prese il comando del raggruppamento motorizzato dopo la battaglia di Montelungo. Il suo predecessore era il generale D'Apino e in quel momento il raggruppamento era fortemente provato perché la battaglia, la conquista del Montelungo, era stata particolarmente impegnativa e il raggruppamento, che era armato con armi esclusivamente italiane, perché gli alleati non avevano voluto riequipaggiarlo con materiale proprio, era anche moralmente provato il raggruppamento. Allora il generale Utili, nel prendere il comando, emana un ordine del giorno nel quale scrive una frase molto importante e lui dice: ragazzi in piedi perché questa è l'aurora di un giorno migliore. Può sembrare una frase molto semplice, una frase priva di significato, ma se noi la contestualizziamo in quel periodo, siamo agli inizi, siamo nel mese di gennaio 1944, ha un valore molto importante perché dove voleva andare lui ad incidere era sul morale del proprio personale, dei propri uomini. E questa secondo me è stata una figura veramente importante in un momento storico importante. E ricordo che il generale Utili, quando morì, chiese di essere sepolto nel sacrario di Mignano Montelungo, in mezzo agli uomini che lui aveva comandato. La seconda figura che invece vorrei ricordare è Paola Deldin, medaglia d'oro al valor militare, ancora in vita, a 101 anni, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere di persona lo scorso anno, quando abbiamo presentato l'edizione 2024 del calendario. La professoressa Deldin, figlia di ufficiale degli Alpini, sorella di un ufficiale degli Alpini, durante il secondo conflitto mondiale, nonostante il fratello fosse rimasto ucciso in combattimenti, il fratello anche lui aderisce alle formazioni partigiane, lo fa anche lei, entra a far parte della brigata Osoppo e durante una missione per portare dei documenti segreti nel sud Italia viene poi addestrata dagli inglesi al lancio con il paracadute, cosa che ha fatto ed è la prima donna ad aver fatto, e credo anche l'unica, un lancio di guerra durante un conflitto. Anche lei è una persona che ha fatto il proprio dovere, ha ricevuto una medaglia al valor militare che, come lei racconta, la colse di sorpresa, perché lei non si aspettava. Lei credeva di aver fatto semplicemente ciò che era giusto fare in quel momento. Bellissimo, soprattutto ricordo la professoressa Deldin come una donna ancora oggi estremamente tenace. Molto, molto. Professore, secondo lei come si collega la tradizione storica dell'esercito italiano a questo calendario? Beh, l'esercito ha sempre avuto, come a dir la verità anche le altre forze armate italiane, una grande attenzione per l'aspetto storico. Non per niente esiste un ufficio storico dell'esercito
che conserva e trasmette alle future generazioni una quantità enorme di documenti e cura molte pubblicazioni di altissimo livello. La storia d'altronde non è altro che il racconto del passato. Per una forza armata è indispensabile riuscire a trasmettere i propri valori e la propria dimensione alle nuove generazioni. Anche perché mi piace ricordare qui una frase di un maestro di tutti noi storici, specialmente di quest'area, che è Roberto Cessi, parlando della nascita di Venezia. A un certo punto scrive: ma perché l'esercito, lo scrive in latino, exercitus, coincideva con il populus. Ecco, questa è un'idea che, specialmente nel mondo antico, ma anche quello medievale, ha sempre avuto fortissima, la coincidenza tra esercito e popolo, in quanto l'esercito non è altro che il popolo in armi, è il popolo quando è chiamato a difendere se stesso, la propria identità, la propria terra. E non c'è una separazione. Questa della separazione delle due realtà, dei due mondi, è un'idea relativamente recente e che trovo assolutamente errata e che giustamente l'esercito, attraverso questa iniziativa, ma anche molte altre, cerca evidentemente di contrastare, cercando di ricollegare i due mondi, che sono lo stesso mondo in realtà. E questo è il valore, secondo me, di questa iniziativa. E quindi ricongiungendosi proprio alla sua idea di un tutt'uno tra esercito e popolo, pensando a quel momento, all'Italia liberata, secondo lei come si rappresenta, come si collega questo tema dell'Italia liberata nel triennio, in questo trittico di calendari che partono appunto dall'armistizio per arrivare alla liberazione? Ma ne è l'esempio, direi, più perfetto, perché la guerra di liberazione è una guerra condotta da formazioni irregolari, e questo è stato spesso dimenticato, devo dire, in tempi recenti, e giustamente viene adesso valorizzato e riproposto anche all'opinione pubblica in generale, ma è stata anche una sollevazione popolare, la guerra partigiana. Ma queste due realtà hanno coinciso in realtà, ed è questo che mi è particolarmente piaciuto in questo calendario, la capacità di far comprendere e di cercare di trasmettere l'idea che queste due realtà erano uno, e da questa fusione è nata l'Italia repubblicana. Generale, quanto è importante a questo punto la memoria storica per un'istituzione come è l'esercito italiano? La memoria storica è importantissima per l'esercito, sia per ricordare tutti i nostri caduti, di sempre, ma sia perché nella memoria storica, nella storia, affondano le nostre tradizioni, e nelle nostre tradizioni noi abbiamo incardinati i nostri valori, i valori dell'esercito, i valori che ciascuno di noi si porta dentro da sempre, da sempre. Poi, venendo anche al calendario, c'è anche la tradizione storica del calendario. I primi calendari nascono nel 1910, raccontano la vita dei reparti, delle unità, raccontano gli uomini, raccontano i mezzi, i materiali, le attività che venivano svolte da questi reparti. Questa pubblicazione di calendari delle unità prosegue fino a dopo il secondo conflitto, viene interrotta durante il primo conflitto mondiale, durante il secondo, e poi si arriverà, con decisione dello Stato Maggiore dell'Esercito, ad unificare i calendari in uno, e diventa l'unico calendario dell'Esercito. Nella storia noi abbiamo anche l'origine dei simboli che noi vestiamo, i simboli che portiamo sulle nostre uniformi. D'altra parte anche il colore dell'uniforme che io indosso ha un'origine, una motivazione storica. Questo è il colore khaki dell'esercito inglese che fu adottato proprio dal ricostituito esercito dopo l'8 settembre, durante la guerra di liberazione. Ricorderemo tutti che durante il primo conflitto mondiale il colore delle nostre uniformi era il grigio-verde, adesso invece è il khaki, proprio per il motivo che ho appena esposto. Però il calendario
non ha soltanto una finalità storica, ha anche una finalità benefica, quindi è bene che chi ci segue da casa sappia chi va a sostenere. In particolare vorrei che ci raccontasse qualcosa dell'ONA-OMCE. Che cos'è l'ONA-OMCE e che finalità ha il calendario? Sì, la ringrazio per questa domanda perché mi dà appunto l'occasione per dire che l'esercito ha un'opera di assistenza nazionale agli orfani dei militari dell'esercito, appunto l'ONA-OMCE, alla quale ciascun militare contribuisce volontariamente. Quest'anno l'esercito ha deciso di destinare una parte del ricavato della vendita di questi calendari proprio all'ONA-OMCE. Voglio ricordare che l'ONA-OMCE attualmente assiste più di 500 orfani di militari dell'esercito e li assiste soprattutto durante il compimento del loro ciclo scolastico, per dare a loro anche un'opportunità di studiare e di potersi poi preparare per un futuro che li vedrà, speriamo, protagonisti nelle attività lavorative che essi sceglieranno. E per questo voglio dire che è possibile acquistare anche il calendario o sul sito dell'editore di Giunti o sul sito online dell'esercito o anche direttamente presso i punti vendita di Giunti Editore. Ecco, allora parlando proprio di nuove generazioni, professore, quanto è importante secondo lei mantenere vivo il legame tra le nuove generazioni e la storia dell'esercito? Ma per ogni società organizzata è fondamentale, cioè riuscire a capire che non parliamo di mondi separati, ma parliamo dello stesso mondo, che sono persone semplicemente che svolgono funzioni diverse, ma all'interno di una comunità e fanno parte della medesima comunità. Sembra un'ovvietà, io prima citavo Roberto Cessi, scrisse quella frase negli anni 50, forse non è poi così singolare che l'abbia pensata in quel periodo. E invece noi abbiamo attraversato una lunga fase della storia repubblicana in cui tra i due mondi è esistita una separazione, quasi una frattura. E quindi è fondamentale invece gettare dei ponti. Operazioni come questa del calendario, ma come tutta l'attività che l'esercito svolge in funzione della ricerca storica, della divulgazione delle informazioni, è assolutamente fondamentale ed è importante il supporto degli organi di informazione per diffonderlo al più largo pubblico, perché purtroppo oggi noi viviamo un'epoca di velocità straordinaria di circolazione delle informazioni, di una grande quantità anche di informazioni, però incontrollate e la gestione di queste informazioni non è così facile da parte dell'individuo, specialmente da parte di individui che non hanno avuto una formazione, diciamo, adeguata per gestirle e quindi è importante, importantissimo, è un ruolo fondamentale. Parlando invece di immagini, di simboli e di cose che l'hanno colpito, lei prima fuori onda mi diceva che a luglio c'era una foto che in particolare l'aveva colpita, che forse era quella che le dava in sostanza un'idea, un messaggio che le piaceva di più, forse era quella del reggimento Nembo. Allora sì, ce ne sono due in verità che mi hanno colpito in modo particolare. Quella del Nembo, di questi ragazzi che si stanno per lanciare sopra la pianura padana, siamo negli ultimi giorni della liberazione e stanno per andare a combattere, quindi tendenzialmente possono anche morire e sono sorridenti come si può vedere e trasmettono secondo me una sensazione di forza, di coraggio, ma anche di serenità. Cioè loro non stanno soltanto affrontando il pericolo perché questo è il loro dovere, perché sentono di doverlo fare, ma lo fanno in maniera tale da dire è come se dicessero andiamo a costruire un nuovo mondo. Noi siamo qua, noi facciamo la nostra parte per costruire un nuovo mondo e il fatto stesso che siano dentro alla carlinga dell'aereo e quindi in un ambiente un po' claustrofobico, chiuso e i loro visi emergano dallo sfondo che è scuro, così chiari, volitivi allo
stesso allegri, beh, è una cosa che mi piace, mi trasmette sensazioni assolutamente importanti. Invece a settembre ci sono altre due immagini. Abbiamo delle immagini di, da un lato, trasporto di rifornimento, da un altro invece del ripristino delle linee ferroviarie, che penso abbiano anche un qualche significato educativo, forse, queste immagini. Sono importanti anche perché noi viviamo un'epoca in cui la memoria è molto evocata e purtroppo poco praticata. Ci mostrano dove eravamo ed è bene e quale fatica è stata uscire fuori da quella situazione. E l'immagine della colonna di asini o muli che siano, che trasportano faticosamente su questa strada sterrata probabilmente derrate alimentari o altre cose, beh, quella era la realtà dell'Italia nel 1945. Lei mi ha chiesto venendo qua, ma hai trovato traffico? Sì, ho trovato il traffico normale sulla A4 a 6 corsie che abbiamo adesso, e quando ti metti sull'autostrada hai l'idea di una realtà ricca che produce, che è in movimento. Ma allora c'erano i muli. Noi siamo partiti dai muli e non siamo partiti nella notte dei tempi, ed è stato faticosissimo ricostruire, a cominciare dai binari, perché le ferrovie sono state colpite molto duramente, e ampliarle. Quindi riuscire a dare uno sguardo un po' disincantato su ciò che era e confrontarlo con il presente è sempre un'operazione assolutamente utile, e d'altronde questa è la missione della storia. Allora, con questa missione, con questo salto da un mese all'altro, con questo passaggio in queste immagini che effettivamente hanno un significato simbolico, hanno un significato educativo, ci ricordano da dove siamo partiti dopo un'Italia che era stata devastata da una sconfitta bellica, ma che in qualche maniera si è risollevata con un popolo che si è fatto esercito ed esercito di liberazione. Io chiedo di inviarci il secondo contributo dalla regia che ci mostra il calendario 2025 dell'esercito italiano. Professore, qual è il suo auspicio? Cosa si aspetta che tragga colui che sfoglierà il calendario 2025? Io spero che si senta partecipe di una storia comune,
che si senta parte di una comunità che ha molto lottato, molto sofferto e che ha fatto grandi passi. Generale, qual è il messaggio che lasciamo ai telespettatori e come li salutiamo dopo aver visitato questa storia e questo calendario storico dell'esercito italiano? Il messaggio che vorrei lasciare ai telespettatori, nonché a tutti coloro che acquisteranno il calendario, è quello di voler approfondire i fatti, gli avvenimenti, la storia che in maniera molto semplice viene raccontata dal calendario. Questo significa nel non voler necessariamente leggere il ruolo dell'esercito dopo l'8 settembre in chiave negativa. È vero, molte unità si dissolsero, si sbandarono, soprattutto quelle che erano schierate all'estero, ma bisogna capire anche il momento che si stava vivendo. Ma molte altre unità invece, soprattutto quelle sul territorio nazionale, rimasero compatte, infatti poi furono la struttura portante del ricostituito esercito, ma anche quelle che si dissolsero sul territorio nazionale andarono poi a costituire l'ossatura delle bande partigiane che poi diventarono le brigate partigiane. Ricordiamoci che molti dei comandanti di queste unità partigiane provenivano dall'esercito, le armi provenivano dall'esercito e ricordiamoci anche che il comandante del Corpo dei Volontari della Libertà era un generale dell'esercito, il generale Cadorna. Io ringrazio di aver partecipato al generale di divisione Ugo Cillo, ringrazio il professor Federico Moro, ringrazio voi di averci seguito nella presentazione di questo importante calendario, un'esclusiva che abbiamo potuto presentare a voi in anteprima, il Calendesercito 2025, l'Italia liberata. Arrivederci.